Bisogna che noi cambiamo il sistema del consenso. Lo ha detto la Moretti, lo dico anch'io. Il consenso non si crea attraverso le relazioni, attraverso quello che è successo in questi ultimi anni nei vari comuni e anche in regione. Il consenso si crea con le cose da fare, non con gli amici degli amici degli amici, non con l'attenzione di alcune attività rispetto al danno di altre. Si crea con il cambiamento del consenso. Il consenso viene dalla gente, il consenso viene dall'ascolto, il consenso viene da quello che tu fai, non perché hai delle relazioni a Roma, perché hai delle relazioni sul territorio, perché hai delle aziende che ti sono amiche. Il consenso deve passare attraverso la gente. Questo è il tema e non è populismo. Quando parlo della gente parlo associazioni di categoria, parlo di gente comune, parlo di tutta quella società viva che il nostro territorio rappresenta. La sua partecipazione in regione può influenzare in qualche modo anche le elezioni comunali a Portogruaro? Ma io credo che ormai da molti anni le elezioni amministrative sono condizionate molto dalla persona, nel senso che le forze politiche oggi sono importantissime ma hanno, come posso dire, un ruolo diverso da quello del passato. Io credo che oggi i cittadini di Portogruaro, così come quelli di Venezia, così come altri comuni che andranno a votare, per la verità sono pochi comuni che andranno a votare, valutino più il programma e le persone. Oggi non c'è più una separazione netta all'interno dei partiti, oggi conta la persona, quello che ha previsto come programma e quello che ha dimostrato nella sua vita, nel suo lavoro, nelle sue relazioni. Oggi conta molto il candidato sindaco, perché oggi con l'elezione diretta del sindaco i cittadini vogliono dare la garanzia a chi è eletto sindaco di avere le mani libere per poter dare le risposte che si era impegnato a dare nel momento delle elezioni. Noi siamo abituati a fare le leggi, dare la responsabilità al sindaco e dopodiché il consiglio mette in difficoltà il sindaco stesso. Quindi io credo che, e l'appello che io faccio è che i cittadini siano attenti alle persone, a quello che hanno promesso di fare, a quello che vogliono fare e alla loro storia, perché la loro storia è importante, non si cambia personalità solo perché si cambia sindaco. Quindi io invito il cittadino di guardare anche dentro la persona, perché questo è un fatto estremamente importante.